Amici, buonasera a tutti, siamo di nuovo qui, io insieme alla signora Nina di Marsala, per ripetere la richiesta di aiuto della signora Nina. La signora Nina va cercando un aiuto sia legale e sia familiare, perché la signora Nina si trova in mezzo a una strada. Allora, ci siamo dimenticati ultimamente, che abbiamo fatto il video messaggio scorso, di dire una cosa importante, che la signora Nina, se trova qualcuno disposto ad aiutarla, è anche lei disposta ad andarsene da Marsala, andarsene fuori anche con la bambina. In che senso, signora Nina? Nel senso che anche se c'è qualcuno che mi vuole aiutare a trovare lavoro anche fuori, sia del paese, sia città, io sono disposta a andarci. L'importante è che io possa prendermi mia nipote, perché non voglio io togliere negato l'amore che può dare la nonna alla nipote. Non si deve negare proprio. Esatto. Ripetiamo, la signora Nina viene da una brutta esperienza, da una brutta delusione. Ha passato ultimamente dei guai bruttissimi che non auguriamo a nessuno. Le hanno tolto la bambina, vero? Sì, sì, mia nipote, la figlia di mio figlio. Le hanno tolto il figlio per buttarlo in carcere. Sì. L'hanno trattato male. Sì, perché non voleva andare in una casa di riposo perché là c'erano neri e gli anziani. Giustamente ha ragione, quindi ha preferito stare qualche giorno lì in carcere a Trapani. Poi sua zia l'ha aiutato e l'ha portato a casa sua. Esatto, quindi adesso la signora Nina si trova psicologicamente a terra, è proprio depressa, sotto stress, non ce la fa né a trovare lavoro, non ce la fa, anche perché lavoro non ce n'è, non la vogliono da nessuna parte, è vero signora? Sì, perché ho 45 anni e quindi... Ha provato in tutti i posti, ha provato negli hotel, nei ristoranti, ma gli dicono appunto che è troppo vecchia. Ma signorina, è troppo vecchia, a 45 anni, nel fiore della gioventù, ma stiamo scherzando? Aiutiamole, signora Nina, facciamo un'opera di carità, aiutiamo una persona che ha bisogno di aiuto. Sì, giustamente come dice lei, signor Alberto, e quindi io voglio subito, urgente, di queste persone che prendono a cuore a mia nipote. Esatto. Questo voglio... Un aiuto. Sì, sì. Cerchiamo urgentemente un avvocato che si occupi del problema della signora Nina, un avvocato o una persona disposta ad aiutare la signora Nina. Come? Telefonando al numero che state vedendo sotto nella descrizione del video. Quello è il numero della signora Nina, telefonate a quel numero lì e lei risponderà, vi raccomando, senza prenderla in giro, perché è una brava persona, una brava signora, una brava ragazza, per cui aiutiamo la signora Nina, giusto signora Nina? Sì, come dice lei. Questo è tutto, vi raccomando, fatevi sentire. Alberto Lipari vi saluta e vi saluta naturalmente Antonina, grazie. Ciao ciao.